Sono stati 7.331 i votanti che ieri in provincia hanno espresso il loro voto per l'elezione del nuovo segretario del Partito Democratico. A Zingaretti sono andati 5.298 voti, 72,26%, a Martina 1.329, pari al 18,12%, a Giachetti 687 per il 9,37%. Gli eletti all'Assemblea nazionale sono per Zingaretti Peppe Zambito, Enza Clementi, Gianni Picone, Eleonora Mortellaro, per Martina Francesca Valenti. Le primarie nella provincia di Agrigento si sono svolte in un clima sereno, è stata una bella giornata di impegno, passione e partecipazione politica in quasi tutti i comuni dell'Agrigentino. È quanto afferma in un comunicato stampa il segretario provinciale uscente Peppe Zambito, che augura un buon lavoro a Nicola Zingaretti. Insieme a lui siamo tutti chiamati a lavorare per ripartire, a giudicare dalla grande partecipazione avuta. C'è stata una bella affluenza, alle 5 che ho trasmesso i dati a Roma eravamo sui 590 votanti. Devo dire che hanno risposto le persone alla festa democratica che hanno deciso di fare. Speriamo bene, qualsiasi segretario, l'importante è che si riparta. Quanto è importante questo voto, non solo per la democrazia ma anche per il futuro del PD, che recentemente è stato dilaniato dalle correnti interne? Secondo me è fondamentale, perché io spero che il prossimo segretario, quello che esca stasera, ricerchi veramente l'unità e si inizi a lavorare sulla politica, non più sulle guerre tra di noi, anche perché finora abbiamo discusso tra di noi, invece dobbiamo iniziare a discutere con le persone e con i loro problemi. Ora dopo queste primarie ci saranno i congressi di circolo e il congresso provinciale, quindi ci ridoteremo di un segretario provinciale e dei vari segretari di circolo e ripartire tutti assieme per ricreare quel collegamento con i territori che, devo dire, purtroppo secondo me si è interrotto. Questo risultato che è stato molto positivo, perché ha dimostrato che si è risvegliato un mondo che aveva bisogno di avere questo stimolo per ricominciare a fare politica. Io ho sempre vissuto all'interno di quest'area, sono molto attento a questo movimento di gente che si riavvicina al Partito Democratico. Spero che i risultati siano tali da dare un'ulteriore sollecitazione per la ripresa di questo partito, che è una delle componenti fondamentali per la vita politica del nostro Paese in termini seri, organizzati e soprattutto con il rispetto dei valori di cui è portatore quell'area della sinistra. La mia è una valutazione positiva alla luce dell'affluenza che comunque oggi un po' ovunque in provincia c'è stata. Speriamo che realmente da questo momento in poi si lavorerà per il cambiamento. C'è da dire che è venuta a votare perché proprio per cercare, ha spiegato, anche gente che non è nemmeno iscritta al PD, ha votato in maniera massiccia e numerosa, tant'è vero che ci avviciniamo a oltre intorno a 1000 votanti, perché ha il pensiero di arginare questo avanzare delle destre. L'unica cosa che posso dire è quella che tutto è andato in regola, tutto il voto è stato tranquillo, regolare, non è successo nessun inconveniente e che quindi la mia presenza è stata così, quasi a dare una mano volontaria ai volontari che lavoravano al gazebo per fare votare la gente.